Governor Federica meets the regional youth teams, celebrating their national under-15 football title and under-17 squad's impressive second-place finish. Sì, devo dire un grande successo perché dimostra che lo sport, in questo caso ovviamente il calcio, nella nostra regione ha un riscontro importante, non soltanto in termini di partecipazione, ma anche in termini di ottimi risultati a livello nazionale. E poi sono orgoglioso ovviamente che con il Logos Friuli Venezia Giulia abbiano raggiunto questi risultati. Indubbiamente per una regione piccola come la nostra riuscire per 2 anni consecutivi a vincere 2 trofei delle regioni è qualcosa di molto importante e che deve renderci orgogliosi. Lo scorso anno è successo all'Under 19, quest'anno è successo all'Under 15. Anche l'Under 17 è arrivato in finale, ha perso, nel mondo dello sport ci sta, uno vince, uno perde, però quello che conta è la bontà del movimento, la salute del movimento che ha dimostrato di essere veramente all'altezza di quelli che sono gli impegni e i compiti che vengono proposti. I rapporti con la politica sono determinanti perché è il momento stesso in cui noi abbiamo ottimi rapporti con le amministrazioni comunali che al 99% sono i proprietari degli impianti dove si giocano le nostre partite e dove possiamo vantare dei rapporti di ottima collaborazione con l'amministrazione regionale che ha dimostrato sempre grande sensibilità non solo per lo sport dei grandi ma anche per lo sport minore. Il nostro invece è un senso di appartenenza. Ho detto sempre ai ragazzi che quella maglia con questo famoso cerchio che loro hanno sul petto deve essere una seconda pelle, loro devono essere orgogliosi di rappresentare la nostra regione in giro per l'Italia.